Amici di FVG Sport Channel BHTV, benvenuti e ben ritrovati. Una finestra che doverosamente oggi apriamo e spalanchiamo sul mondo del ciclismo, delle due ruote, con la specifica relativa al Friuli Venezia Giulia, che è la nostra regione, ma chiaramente dando uno sguardo anche a quello che succede al di fuori di questa regione, e lo facciamo con Renzo Boscolo. Buongiorno Renzo, benvenuto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno. Benvenuto in video chat con noi, siamo ancora in quarantena e chissà se al 3 maggio, che è la data termine ultima, almeno sul decreto in vigore in questo momento, chissà se dopo il 3 maggio riusciremo a uscire. Però dal momento che dobbiamo stare in casa ci limitiamo, siamo ligi al dovere e facciamo video chat. Grazie Renzo per aver accettato il nostro invito. In realtà ci siamo sentiti nelle ultime ore perché la novità delle ultime ore, che in realtà era già stata anticipata, però era già stata ventilata, era già tra gli addetti ai lavori già si sapeva, però è stata ufficializzata, è questa delibera della Federazione Ciclistica Italiana, che adesso mandiamo anche in onda, che dice che tutte le gare di tutte le specialità relative al ciclismo in seno alla Federciclismo sono sospese e anzi annullate fino al 30, c'è differenza tra sospensione e annullamento, fino al 30 giugno 2020, compresi i campionati italiani, compreso tutto quello che si sarebbe dovuto disputare entro il 30 giugno 2020. Renzo, tu sei il direttore sportivo del più importante club ciclistico in Friuli Venezia Giulia, il Cycling Team Friuli, categoria Continental. Questa delibera cosa comporta per voi? Sì, come dicevi tu, sospensione e annullamento sono due termini diversi. Questa delibera praticamente blocca l'attività, diciamo, agonistica, cancella l'attività agonistica fino a fine mese e di conseguenza, diciamo così, crea appunto un vuoto sia dal punto di vista atletico per i ragazzi, che comunque, ripeto, non possono uscire se stanno allenando, come dicevi tu, presso i loro domicili con ciclosimulatori o con programmi specifici per mantenere la condizione, e di conseguenza diciamo la disponibilità sarà, diciamo, dal primo di luglio. È una disponibilità ipotetica, ovviamente. Teniamo presente che per organizzare una gara ci vogliono minimo 30 giorni in anticipo per tutto il discorso autorizzativo. Quindi il problema, diciamo, danneggerà tutto il movimento in maniera sensibile. Quando parli di danneggiamento del movimento, Renzo, magari chi è a casa, magari chi ci sta ascoltando e non è avvezzo alle cose del ciclismo, neanche si rende conto di quali siano le problematiche che un ciclista, un dirigente sportivo, un tecnico, un allenatore devono fronteggiare. Te ne dico un paio, io vorrei il tuo contributo. In primis, i ciclisti più di altri sportivi sviluppano la loro carriera in base ai risultati che ottengono. Se non ottengono risultati, ovviamente non hanno degli accordi, non trovano delle squadre, non trovano possibilità di allenarsi. Parlo dei ciclisti delle categorie elite e comunque sopra la categoria dagli juniores in su, diciamo. Se non ci sono gare, come fanno a dimostrare di poter essere competitivi al punto da ricevere attenzioni da squadre che possono metterli sotto contratto nel momento in cui la pandemia sarà terminata? Prima domanda. Diciamo, basterebbe questa per fare una Sì, trasmissione. intanto rispondiamo a questo. Sì, il problema che giustamente hai posto è un problema reale, concreto, e che io mi auguravo trovasse posto in questa riunione, in questo Consiglio federale, visto che coinvolgeva anche tutti gli enti periferici, i consigli regionali, e mettesse nero su bianco almeno i punti su cui domani bisognerebbe intervenire e trovare almeno dei paracadute, insomma, delle soluzioni
per mitigare un attimino il problema. I professionisti generalmente hanno due o contratti annuali o contratti biennali, quindi se non riescono a mettersi in mostra alla fine nel periodo, diciamo, che rimarrà di gare, è chiaro che queste persone rischiano veramente il posto di lavoro. Stiamo parlando di professionisti e pensiamo magari solo ai ciclisti, in realtà stiamo parlando anche di tutto un sistema che sono gli staff, che sono i massaggiatori, che sono i meccanici. La regione Friuli Venezia Giulia dà parecchie figure professionali che non necessariamente sono ciclisti, cioè uno dei massaggiatori della De Koenig è friulano di Terenzano, quindi voglio dire, tutte queste persone hanno un lavoro nel mondo del ciclismo e rischiano di vedere vanificato il loro futuro, insomma, no? Quindi stiamo parlando di lavoratori autonomi come ce ne sono tantissimi, per amor di Dio, il problema qua è generale, siamo tutti sulla stessa barca, però diciamo il mondo del ciclismo, l'industria della bicicletta in Italia è il primo settore mondiale, insomma. Penso, il Cycling Team Friuli ci ha abituato a essere sempre all'avanguardia su tanti aspetti e tante cose. Voi siete stati i primi, o comunque una delle prime squadre a adeguarsi alle necessità della quarantena, e so che mi dicevi che fin dai primi giorni praticamente avete dato un protocollo ben preciso ai vostri ragazzi. Prima di passare ad altri argomenti, puoi spiegarci come stanno lavorando i tuoi ragazzi in questo momento? Sì, abbiamo anticipato praticamente di un po' di tempo la quarantena, anche perché si stavano cancellando gli obiettivi, quindi abbiamo cercato di rallentare e mantenere in efficienza, diciamo così, i ragazzi, in efficienza atletica i ragazzi. E tramite il nostro studio che si occupa di preparazione, tramite CTF Lab, abbiamo creato dei programmi personalizzati, i ragazzi sono forniti tutti presso i loro domicili di ciclosimulatori e abbiamo organizzato anche delle gare sulle piattaforme, diciamo, comuni Zwift, al quale abbiamo dato accesso anche ai nostri ex atleti professionisti, quali Alessandro De Marchi, quali Matteo Fabro, quali un po' tutti quanti, in maniera da creare un gruppo e da dare anche diciamo in questi momenti anche un senso di unità e di team che è importante, insomma, per atleti che hanno il loro futuro diciamo, nello sport. È una situazione abbastanza pesante dal punto di vista mentale, quindi abbiamo dovuto anche cercare, abbiamo istituito anche dei corsi online, quindi non solo ciclismo, ma ad esempio anche inglese, anche in maniera da completare il loro bagaglio in una maniera formativa che gli riempia la giornata, insomma. E una delle domande che mi viene è la prima, una delle prime, ne avrei milioni, insomma, insomma cerchiamo di condensarle. Voi avete in squadra, faccio nome a caso, Giovanni Alleotti, che è uno dei ciclisti under 23 di riferimento per quanto riguarda la nazionale italiana. Ora, io so che Giovanni Alleotti ha già un preaccordo con la CCC per il 2021, ma mettiamoci nei panni di Aleotti e di chi poi insieme alla CCC dovrà farlo correre. Come fa a valutare le condizioni e lo sviluppo di Giovanni Aleotti in questo momento in ottica futura, in ottica accordo 2021? Sì, allora diciamo, lui il contratto ce l'ha già firmato con la società di gestione che è sponsorizzata CCC. E lo sponsor CCC ha già chiesto di decurtare ovviamente gli importi, perché anche lui è in crisi, lui si occupa di calzaturifici a livello mondiale, insomma. Però ha già decurtato, ha già chiesto sia di decurtare gli stipendi dei corridori in attività e lo staff è stato completamente congelato, quindi sono stati bloccati tutti quanti gli staff. La società di gestione comunque esiste, magari starà cercando anche altri sponsor, questo io non lo so, però lui a tutti gli effetti ha un contratto che è garantito, insomma. È chiaro che il problema
problema anche sugli appuntamenti mondiali, sugli appuntamenti olimpici, ad esempio, anche se sono stati rinviati di un anno, è chiaro che perdere un anno di lavoro per un atleta anche come Jonathan Milan che deve conquistarsi un'Olimpiade è molto diciamo, pesante dal punto di vista politico. E Giovanni, gli obiettivi erano Giro d'Italia Under 23 e Tour dell'Avenir. Il Giro d'Italia Under 23, anche se non è citato in questo comunicato, sicuramente sarà molto difficile che riescano a recuperarlo. Giro Italia Under 23 che era in programma nella seconda settimana del mese di giugno, quindi è chiaro che rientra perfettamente in questa delibera del presidente Renato Di Rocco. Hai citato anche Jonathan Milan, lui era l'altro nome che ti avrei fatto in questo momento, proprio perché Jonathan aveva addirittura le Olimpiadi. Ora, è vero che Jonathan l'anno prossimo sarà ancora in categoria Under 23, ancora per altri 2 anni, se non ricordo male. Però sì, lui, se continua, avrà l'opportunità di andare a Tokyo nel 2021 e glielo auguriamo. Però cioè, un conto è lavorare sui dulli, un conto è fare delle gare, attività su strada o su pista, come nel caso di Jonathan. Però qui si apre anche il quesito su i corridori ciclisti agli ultimi anni nelle rispettive categorie, perché l'ultimo anno allievi, l'ultimo anno juniores, l'ultimo anno nel 23. Come fanno l'anno prossimo a combinare qualcosa? Cioè, la tua idea è, hai un consiglio, hai una critica, hai un pensiero rivolto agli ultimi anni, perché è un hashtag da tenere sotto osservazione. Sì, ti faccio una parentesi su Jonathan Milan, no? Ovviamente l'obiettivo olimpico è stato spostato di un anno e questo vale per tutti gli olimpionici, quindi adesso sto facendo un discorso in generale, però è chiaro che tutta la serie di appuntamenti per migliorare ancora Jonathan, che come hai detto tu è giovanissimo, c'è ancora 2 anni nella categoria, quali ad esempio i ritiri con la nazionale, l'accesso al velodromo, la Galleria del Vento, ad esempio, dove magari andare a fare un test per efficientare la posizione. Ecco, è chiaro che queste attività attualmente sono stoppate e quindi il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi diventa più difficile. Questo vale per lui, ripeto, vale per tutti gli atleti olimpici. Abbiamo sentito ieri la Pellegrini che ha lanciato anche lei questo messaggio, insomma, no? Perché ovviamente tutti devono lavorare in vista dell'Olimpiade. E per quanto riguarda noi, sì, ti do un'anteprima alla trasmissione. Noi abbiamo, in assenza di qualche intervento da parte della Lega Professionisti o da parte dell'UCI, che ripeto sarebbe auspicabile perché darebbe un segnale di pensare a tutto il movimento, e il Cycling Friuli congelerà la squadra del 2020 in maniera che i nostri atleti del quarto anno, che sono atleti meritevoli quali Davide Pais, quali Filippo Ferronato, quali Donegà, che appunto è stato per anni una colonna della pista. Ovviamente questi atleti qua avranno la possibilità di misurarsi anche il prossimo anno. L'esempio più lampante è quello di Filippo Ferronato, che l'altro anno ha subito un infortunio, ha ripreso a metà anno e è riuscito a vincere proprio in finale la Coppa San Vito in regione, e quindi quest'anno si giocava tutte le sue possibilità del passaggio al professionismo, no? È chiaro che un'annata che parta, mettiamo le virgolette, se tutto va bene, a luglio, che non sarà così, e un'annata che parte a luglio ovviamente gli impedisce di giocarsi tutte le carte. Quindi faremo un sacrificio e confermiamo la squadra 2020, sempre che, ripeto, Cycling Friuli riesca a stare in piedi, perché in questa situazione qua adesso noi stiamo facendo tutti i discorsi sgombrando il tavolo di tutte le problematiche che avremo quando ripartiremo. E hai detto poco, comunque anche questo sottolinea il fatto di quanto siate
all'avanguardia, quello che dicevo prima, lo dice anche adesso, all'avanguardia nel senso che anticipate, decidete, vi prendete delle responsabilità in un momento in cui dalle istituzioni ci si aspetterebbe, dalle istituzioni sportive ma anche politiche forse, ci si aspetterebbe una comunicazione, qualche idea, una direzione da prendere, cosa che al momento mi risulta non sia ancora successo. Hai detto sempre che il Cycling Team Friuli nel 2021 esiste ancora. È chiaro che mi auguro che la società possa proseguire, così come mi auguro che anche le altre possano proseguire. Quali sono le problematiche principali da affrontare, economiche immagino, e anche parlando con gli altri direttori sportivi e dirigenti, Renzo, qual è il polso della situazione? Guarda, per quanto riguarda noi, ti dico, noi abbiamo preso questa decisione di sgombrare il campo in tutti i programmi, in tutte le discussioni, in tutti i pensieri che facciamo per il futuro del discorso. Avremo la possibilità, la forza, diciamo così, economica, come hai detto prima, di essere anche presenti nel futuro. Perché dipende ovviamente da chi ci dà una mano e che sta anche lui subendo questa situazione, no? Quindi parlo di sponsor che sta subendo la situazione in maniera molto, molto pesante. Quindi poi là i problemi sono anche altri, sono problemi ovviamente che impattano sul settore lavorativo, dove appunto ci sono famiglie che vivono ovviamente con questi stipendi. Quindi è chiaro che lo sport in quel momento passa in secondo piano. E per quanto riguarda i vari contatti che abbiamo in chat con gli altri direttori sportivi, con gli altri organizzatori, e per noi ancora di più perché abbiamo il polso anche degli organizzatori esteri, dai quali abbiamo ricevuto appunto solidarietà e ci sentiamo molto di frequente, e questo fa onore allo sport che visto il comportamento della comunità europea, almeno il mondo sportivo europeo è molto unito. I problemi principali saranno le ricadute economiche che peseranno sul nostro sport, perché il problema sarà principalmente quanti resteranno in piedi alla fine di questa epidemia, perché organizzatori e strutture di supporto sono effettivamente molto in difficoltà, molto in difficoltà. Quindi, come tu sai bene, perché insomma, frequenti anche il nostro mondo, sai che attorno a una gara ci sono gli attori ovviamente protagonisti che vedono tutti, che sono i ciclisti, ma poi dietro le quinte c'è tutto un mondo di cui anche voi giornalisti e la stampa fa parte, e che sono le motostaffette, che sono gli organizzatori, che sono i giudici, tutti i settori che stanno soffrendo perché ovviamente gli viene meno una bella fetta di entrate che supportavano quelle attività, che poi paradossalmente sono attività principalmente che sconfinano nel volontariato, perché non ci sono margini ovviamente, a meno che non vai al Tour de France o al Giro d'Italia, no? E che sconfinano nel volontariato e che quindi si trova in difficoltà anche proprio per non avere proprio il supporto, l'ossigeno vitale per poter fare questa attività, insomma. Penso, ribadendo la notizia che ci hai dato, e cioè che avete congelato il roster, passami il termine, del 2020 anche per il 2021, quindi dando dimostrazione di sensibilità nei confronti dei ragazzi, ma anche provando a dare una certa progettualità, allungando la progettualità, anche perché va vista anche sotto questo punto di vista la vostra scelta. Quindi ribadendo questo concetto, voi siete, l'hai detto prima, una squadra che opera a livello nazionale, quindi, però siete a livello continental, correte le corse continental, quindi andate all'estero. Secondo te all'estero hanno gestito questa situazione dal punto di vista sportivo, le autorità sportive hanno gestito questa situazione in maniera, non dico migliore o peggiore, però diversa rispetto a noi, e quindi con non so, degli sviluppi, delle conseguenze diverse rispetto a noi, oppure siamo davvero tutti sulla stessa barca?
Ma diciamo chi un po' peggio, chi un po' meglio, insomma, diciamo che per quanto riguarda noi come comitato regionale Friuli, le risposte sono state puntuali, certe, e sia la segreteria del comitato che il presidente si è esposto in prima persona anche quando mancavano le direttive nazionali, oppure c'erano, ma non erano, diciamo, così chiare come dovrebbe essere. Insomma, ecco, quindi dal punto di vista della nostra segreteria di comitato regionale, devo dire la verità, stanno lavorando tantissimo e anche il presidente sta lavorando tantissimo. E, qua il problema è, diciamo, il vertice che si sta diciamo così, concentrando sull'attività di vertice, no? E l'attività di vertice, ok, va bene perché ovviamente dà visibilità al movimento, però ripeto, se la parte dell'iceberg, diciamo più importante è quella sotto. E ci sono stati dove le gare sono state tutte congelate perché sono state congelate dall'UCI, quindi per quanto riguarda le gare internazionali anche all'estero non si può correre. Ci sono parecchi paesi però che hanno dato facoltà agli atleti e soprattutto agli atleti professionisti di fare attività. E, questo mi trova d'accordo da un certo punto di vista, perché parliamo di numeri molto piccoli e di attività individuale, quindi stiamo parlando di un rischio potenziale uguale a zero di contagio, perché ovviamente l'atleta che si allena dal punto di vista ciclistico, ma potrebbe valere per quelli che fanno maratona, per quelli che fanno, diciamo, attività singole, e ovviamente il rischio potenziale è zero. Quindi ecco, una presa di posizione da parte del CONI, da parte CONI nazionale parliamo, da parte della federazione ciclistica, in questo tema secondo me sarebbe utile. E ce l'auguriamo e l'auspichiamo il prima possibile, chiaramente. E sottoscrivo e sono d'accordo con te su questo aspetto. Nel concreto, primi di settembre c'è il Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, Under 23 ed è lì. Può essere quello per restare proprio in termini dentro i confini regionali, può essere quello un vostro obiettivo a questo punto? Allora, diciamo il calendario che ad oggi si propone per noi parte col Giro di Sibiu luglio in Romania, perché il Giro di Sibiu parte il 3 di luglio e che chiaramente ovviamente non ci vedrà, se tutto va bene, stiamo parlando di ipotetico, non ci vedrà arrivare là con delle gare sulle gambe e quindi non sicuramente competitivi. Che peraltro vale per tutti questo, per cui sì. Però alcuni paesi all'estero che riescono ad allenarsi, quindi magari quelli sono più competitivi di noi. E sicuramente il Giro della Regione per noi, sai, che è un obiettivo principe. Mi auguro che le difficoltà economiche non intacchino un giro che è la manifestazione a tappe più vecchia d'Italia, e che, se non ricordo male, al di là delle difficoltà finanziarie, per motivazioni esterne non si è svolto solo nel 76 con il terremoto, no? Quindi Sì, sì. Al netto delle difficoltà finanziarie, sì, sì, al esatto. netto delle difficoltà finanziarie, l'unico anno in cui ci sono state problematiche esterne, diciamo, quindi questo dà dimostrazione della volontà del ciclismo del Friuli e in particolar modo appunto degli organizzatori di tener duro. Ecco, mi auguro che la regione anche si stringa attorno agli organizzatori e riesca a far ripartire. Sarebbe anche importante, perché parliamo di una carovana di quasi 1000 persone che si muove su itinerari che sono anche turistici, che darebbe anche un segno di inizio, tra virgolette, di ripresa dell'attività turistica, insomma, no? E quindi di riuscire a portare in sicurezza in giro per la regione una carovana di 1000 persone con atleti che vengono da tutto il mondo.
Chiaro, sì, sì. Sul Giro del Friuli Venezia Giulia Under 23 Elite faremo, posso già annunciarlo, apriremo delle finestre in una fase successiva, quando avremo qualche informazione utile al riguardo, ma già si sta lavorando comunque, quindi questo lo posso dire. Ancora un paio di curiosità, Renzo, prima di salutarti e di ringraziarti. La prima, nel 2019, anno secondo me fantastico per il Cycling Team Friuli, avete esordito nella categoria Continental, ma avete mandato Milan ai mondiali su pista, avete mandato Aleotti al Tour dell'Avenir, in cui si è classificato secondo, avete vinto a San Daniele, avete vinto, l'hai citato prima, Ferronato, la Coppa San Vito, avete vinto tappe del Giro d'Italia con Venchiarutti a Falcade. Tanta roba, mi sembra che non te l'ho ancora mai chiesto, ma considerare il 2019 un anno positivo mi pare sia il minimo. Cosa dici? È stato un anno fantastico, è stato sicuramente il miglior anno dalla fondazione della società, che è venuta nel 2005. E tieni presente che con un roster di 12 atleti siamo riusciti a far passare direttamente Weiss e Venchiarutti, e c'era c'è la firma di Giovanni Aleotti, quindi 3 passaggi al professionismo nel giro di un anno. E le vittorie sono state quasi tutte internazionali, perché come hai detto tu abbiamo vinto a Falcare, ma abbiamo vinto la popolarissima Treviso a casa di Pinarello con Venchiarutti, e quindi anche per noi anche una soddisfazione. Abbiamo vinto a Collecchio, altra gara internazionale, e quindi abbiamo fatto 190 piazzamenti UCI, quindi stiamo parlando di piazzamenti certificati anche su gare su strada, gare su pista. E ripeto, con un roster così limitato di corridori. Quest'anno abbiamo rinnovato tanto, abbiamo cercato di riaprire un ciclo, e quindi i ragazzi sono giovani, abbiamo 6 primi anni, e però sicuramente insomma un anno irripetibile, non lo dico per scaramanzia, siamo qua, cerchiamo di lavorare per ripetere, anzi migliorare i successi degli anni prima, però sicuramente un anno storico, insomma, da incorniciare. E un'ulteriore curiosità riguardo Jonathan Milan, dal momento che lui adesso è conosciuto universalmente come un pistard. Mi puoi confermare che in realtà lui pistard lo è da pochi mesi, vero e proprio, perché cioè, chi ha avuto l'intuizione di metterlo in pista è stato veramente un fenomeno. È stato Roberto. Allora, diciamo, lui da juniores ha fatto una gara su pista, tra l'altro l'ha vinta, ha fatto un paio di gare su pista e ha vinto il titolo regionale su pista, ma insomma non era la sua attività principale a pista. E chiaramente Roberto Bressan viene dalla pista, il nostro team manager, il nostro presidente, e quindi si è speso, l'ha portato a Nuovo Mesto, dove era in ritiro nazionale, e l'ha fatto provare. E diciamo che si sta parlando del nuovo fenomeno Jonathan Milan. Il ragazzo ha una disponibilità al lavoro enorme, ha fatto dei miglioramenti, che il record del mondo adesso è detenuto da Ganna, quindi un italiano, che però a 19 anni non faceva i tempi che sta facendo Jonathan. Quindi diciamo che per il ciclismo friulano Jonathan sicuramente potrebbe essere la nuova star, sia su strada che su pista, perché io l'altro anno ho portato al Giro di Romania, e devo dire la verità, con corridori di 30 anni, professionisti, e quindi con palmarès molto importanti alle spalle, si è battuto alla pari, pur essendo per lui la prima esperienza internazionale. Chiaro. E riparleremo ovviamente anche di Jonathan, e lo farò molto volentieri, magari anche con te, Renzo, che sei un po' il suo mentore per quanto riguarda la disciplina da tenere in corsa, anche se comunque Jonathan è figlio d'arte, per cui ha cultura sportiva e cultura ciclistica specifica da vendere. Un'ultima domanda, Renzo. Adesso siamo a metà aprile. Ragionevolmente, secondo te,
quale sarà il tempo limite oltre il quale, il punto di non ritorno oltre il quale non si potrà proprio andare senza ricevere alcun tipo di comunicazione, senza ricevere alcun tipo di protocollo da seguire, senza ricevere niente? Il punto di non ritorno oltre il quale non si può andare, qual è? A meno che non l'abbiamo già passato, ma questo te lo chiedo. Allora, diciamo questo, c'è un punto di non ritorno dal punto di vista probabilmente dell'attività, no? E quindi diciamo che il punto limite potrebbe essere quel luglio che hai citato sul comunicato della federazione. Quindi, e la cosa secondo me più importante, anche in obiettivi, anche per salvaguardare quelli che sono quegli obiettivi olimpici e i mondiali che si correranno a fine anno e quindi dovrebbero essere garantiti, quello che più andiamo avanti con questa situazione e più avremo uno scadimento delle prestazioni di vertice degli atleti. E questo è un problema che dovrebbe interessare, secondo me, e molto il CONI. E ripeto, non sto parlando solo del ciclismo, sto parlando di tutte le discipline. E perché dovrebbe interessare il CONI? Perché, ripeto, sì, le Olimpiadi sono il prossimo anno, ma più tempo noi teniamo questi atleti di razza, di vertice, diciamo così, fermi, più sarà difficile ottenere poi prestazioni di vertice, perché stiamo parlando di atleti avanti anche con gli anni in alcuni casi, non sempre giovanissimi. Quello che mi viene da pensare, ti dico, ad esempio Alessandro De Marchi, che l'altro anno per l'infortunio, quest'anno per questo problema del coronavirus, stiamo parlando di un atleta non più giovanissimo dal punto di vista anagrafico, ovviamente, e che più va avanti questa situazione, più si troverà ovviamente a dover recuperare il tempo perduto. Ed è una colonna portante della nazionale sia per gli obiettivi olimpici su strada sia per gli obiettivi mondiali. Quindi voglio dire, è un interesse nazionale. Stiamo parlando di atleti che sono atleti di vertice di interesse nazionale, che muovono tutto un movimento che ha anche risvolti economici. Quindi parliamo anche appunto di posti di lavoro, di fabbriche di bici, di persone, di organizzatori, insomma, di immagine anche dal punto di vista della nazione. Prima ho citato la Pellegrini, del classico esempio di atleta non più giovanissima, che probabilmente se resta ferma ancora un paio di mesi comincerà a avere uno scadimento della prestazione, insomma, perdere molto più tempo per recuperare, insomma. Cioè, ci sono tanti esempi, lì Cagnotto stessa, piuttosto che la Chiapcagnero, per dire, ci sono tutti atleti che con questo spostamento faranno davvero fatica. Su Alessandro De Marchi, io preferirei che fosse Alessandro a parlare della sua situazione, anche per una questione di rispetto nei suoi confronti. No? Sì. Un esempio, perché per me ripeto, è un atleta di vertice ed è un patrimonio nazionale, quindi qua parlavamo di atleti di patrimonio nazionale, come possono essere appunto alcuni dei miei, come Jonathan Milan, come appunto Giovanni Aleotti, cioè qua stiamo parlando di atleti che danno lustro alla nazione e generano anche dei benefici sia di immagine sia di economici per il movimento che muovono. E quindi dico, non dovrebbe essere solo la società che li tutela, ma dovrebbe essere anche il CONI, che appunto è il movimento nazionale, che si occupa di questo, insomma, ecco. Quindi, ma ripeto, senza spirito di polemica, Chiaro. voler segnalare un'esigenza che nei numeri è piccolina, perché stiamo parlando, siamo atleti di alto livello, stiamo parlando di pochi. In regione c'è anche la Elena Cecchini, quindi cioè, voglio dire, sono atleti che vanno salvaguardati, insomma, no? Certamente. Cioè, allargherei, i fratelli Braidot nella mountain bike e cyclocross che avevano obiettivo olimpico, Nadir Coledà, cioè ce n'è veramente tanti meriterebbero, anzi spero nei prossimi tempi di riuscire ad aprire altre finestre sul mondo delle due ruote come questa che
ho avuto l'opportunità di aprire oggi grazie a te, Renzo. Siamo in chiusura. Ti faccio un grande intanto ti ringrazio per la disponibilità e ribadendo la notizia che ci hai dato, avete congelato, tra virgolette, la situazione contrattuale dei vostri ragazzi anche fino al 2021 compreso, in modo tale che non ci siano problemi. Mi auguro che anche altre squadre possano intraprendere la stessa strada che avete scelto voi. E Renzo, grazie mille e in bocca al lupo e buon lavoro, anche perché so che comunque state lavorando anche adesso. Grazie a voi, crepi il lupo, e mi auguro di rivederci tutti quanti nell'attività concreta, quindi sulla strada per quanto riguarda noi, con il pubblico, e gioire tutti quanti di risultati sportivi, insomma. Grazie mille Francesco e grazie a tutti quanti. Grazie Renzo, ciao.